Si sente moglie ma è un uomo e domanda all'anagrafe di essere riconosciuto come donna pur essendo di sesso maschile. Sposato con un brasiliano da tempo residente a Castelfranco, ha prima chiesto il riconoscimento della loro unione, poi fatto sapere dell'intenzione di cambiare il proprio sesso naturale e burocratico. E dovrebbe tornare con un passaporto con la scritta F, quindi femmina. È stato segnalato che in quel caso l'unione civile decadrà immediatamente, perché l'unione civile non può essere fra persone di sesso diverso. Celebrata in Spagna un anno fa, dunque l'unione civile nel nostro paese ora è a rischio perché consentita solo a persone dello stesso sesso. Per di più, quando l'operazione di cambio di sesso sarà definitiva, allora tutti i documenti saranno da rifare. Molto semplicemente, se lo vorranno, una volta che avranno sistemato le pratiche, potranno chiedere di sposarsi civilmente anche in comune, essendo a quel momento maschio e femmina. Prosperoso, vestito da donna, così si è presentato negli uffici del comune di Castelfranco per fare richiesta di permesso di soggiorno in quanto familiare e ottenere così la residenza. Credo che di questi casi nei prossimi anni ne vedremo a migliaia.